Fu quella sera che mi innamorai del prato. A vederlo calpestato con fervida apprensione, mi regalò un sussulto tanto acuto che volli stare immobile a fissarlo, a pedinare quella sfera tanto ambita da un drappello colorato di giovani impazziti. Dal video che brillava scorgevo il verde intenso, raggiante, all'affondare dell'ennesimo scarpino a tratti irriverente, come se ogni ferita riconcedesse onore e deferenza al cospetto dei duellanti. L'oggetto che balzava a destra e a manca mi deliziava gli occhi, fulgente come un astro viaggiatore nelle caldi notti della stagione calda. Vagabondava senza indugio lo strano oggetto allegro e quando esso accese all'agognata soglia mi subissò d'amore ed armonia. Tale fu il mio scompiglio che il grido degli astanti non mi poté turbare oltre, sì che quel prato verde divenne irrimediabilmente il mio miglior riparo. E ricercai ovunque quell'armonia più tersa, perfino in culo al mondo, dai campi più propizi ai polverosi fondi di arene esuberanti, attraversando fiero province assai remote e volti iridescenti. Non feci caso al tempo, ma giusto al mio ricordo, che mi pulsava intenso dagli anni della scuola. Quel sogno ancora in vita d'un prato rigoglioso sarà la mia ambizione per tanti giorni ancora. Penalty Awards 2019, sesta edizione. Il grande galà dello sport con la presenza dei più importanti nomi dello sport, dello spettacolo e del giornalismo. Penalty Awards. Era dentro te soltanto un sogno, ma presto il sogno sarà realtà. Ora crescerà la tua passione, fra mille sfide ti guiderà, credi in te. In ogni attimo tu potrai scegliere e non dimenticare che dipende da te. Respira libero, puro nell'anima, nelle tue mani se vorrai il tuo destino avrai. Respira libero, puro nell'anima, nelle tue mani se vorrai il tuo destino avrai. Non arrenderti mai, dipenderà soltanto da te.
Penalty Awards 2019, sesta edizione. Presenta Ettore Tortorici. Buonasera a tutti, un applauso per il nostro tenore Antonio Costa. Grazie Antonio per questa bella emozione, per questa bella introduzione dei Penalty Awards. Grazie ancora, complimenti, grazie. Buonasera e benvenuti a questa sesta edizione dei Penalty Awards in questa bellissima cornice del Teatro Garibaldi di Enna. Siamo doppiamente contenti perché siamo riusciti quest'anno a portare il premio proprio nel cuore della nostra bella Sicilia, in modo che così possiamo agevolare un po' tutti quelli che verranno appunto lontani da Enna. Siamo doppiamente contenti perché il tutto è stato sposato in maniera straordinaria dall'amministrazione comunale di Enna. È chiaro che dietro c'è anche la straordinaria collaborazione dell'AIAC e della Federazione Italiana Gioco Calcio. Sesta edizione naturalmente del meglio del calcio dilettantistico, le nomination riguardanti il campionato di eccellenza, del campionato di promozione e anche naturalmente quello di prima categoria. Per quanto riguarda le due categorie promozione ed eccellenza, come tutti ben sanno, ci sono 6 nomination, ognuno per ruolo: miglior portiere, miglior difensore, miglior centrocampista, miglior attaccante, miglior allenatore e anche miglior dirigente. Mentre per quanto riguarda il campionato di prima categoria, il tutto viene condensato con il miglior giocatore dei 7 gironi, così come per il miglior giocatore e anche il miglior dirigente. Sarà una serata ricca anche perché abbiamo inserito, come ogni anno, dei premi speciali che poi andremo a vivere insieme a voi presenti qui in questo bellissimo scenario del Teatro Garibaldi di Enna, ed invito qui sul palco per salutare naturalmente tutti i presenti l'assessore allo sport del Comune di Enna, Dante Ferrari. Buonasera. È uno scenario bellissimo. Io sono doppiamente contento, l'ho detto già all'apertura, ma adesso lo devo gridare a voce alta perché questo è uno scenario magico che dà veramente una magica atmosfera. Assessore, lo sport ancora una volta presente anche qui ad Enna. Devo dire che voi come assessorato state facendo veramente un lavoro meraviglioso. Innanzitutto mi consenta di salutare i graditi ospiti, i presidenti dell'AIAC, della FIGC, quindi tutti gli atleti, le personalità del mondo sportivo, quindi il presidente del CONI, e innanzitutto un ringraziamento particolare a lei, che ha voluto fortemente che questa manifestazione si svolgesse qui ad Enna, alla luce della nostra baricentricità. L'abbiamo saputa e voluta cogliere sin da subito perché ritenevamo, e lo spettacolo che questa sera io vedo all'interno del nostro teatro di grandissima folla e partecipazione, è significativo di come questa manifestazione per lo sport dilettantistico, ma in ogni caso per lo sport, che ne è stata, che ne ripeto, colta dall'amministrazione, un'amministrazione che cura lo sport, perché riteniamo che lo sport, al di là dell'aspetto squisitamente sportivo, nel caso specifico dilettantistico, ma comunque calcistico sportivo, abbia una funzione che riteniamo essere fondamentale per la crescita dei nostri atleti, per la crescita dei ragazzi, quindi una funzione sociale che sicuramente non può essere trascurata, ma che va di pari passo con l'attività sportiva e calcistica. Lei sarà un protagonista della nostra serata perché sarà spesso e volentieri qui su questo palco, perché premierà tantissimi giovani, tantissimi che hanno un sogno, quello magari di diventare dei professionisti. Ma noi glielo auguriamo, stiamo accanto a questi giovani. Noi tra l'altro quest'anno, quindi grazie alla dirigenza dell'Enna Calcio, mi consenta con un pizzico d'orgoglio sottolineare questa cosa, abbiamo ripreso il calcio ad un certo livello, ma stiamo accanto a tutti coloro che fanno sport, compreso naturalmente il calcio, che naturalmente è sempre stata una tra le regine delle attività sportive, così come per carità le altre, quindi bisogna stare accanto per favorire, per incrementare l'attività sportiva di tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo dello sport. Perfetto, allora ci vediamo dopo. Grazie assessore. L'assessore Dante Ferrari, assessore allo sport del Comune di Enna. E adesso, dato che abbiamo parlato dell'Associazione Italiana Allenatori, ho il piacere quest'anno per la prima volta di avere un parterre molto importante, ma in modo particolare sono doppiamente contento perché ho qui il presidente del comitato dell'AIAC Sicilia, ovvero il nostro meraviglioso Abisso. Buonasera Presidente.
Ci sono riuscito per 5 anni, tantissimi problemi, poi anche lo spostamento da Catania a Palermo era sempre un problema. Adesso siamo al centro e ho il piacere di averla ospite qui all'interno del nostro evento. Il calcio dilettantistico che va in passerella, perché ha bisogno anche un po' di passerella il calcio dilettantistico. Ma soprattutto il calcio dilettantistico è quello che muove il calcio, perché il calcio professionistico fa muovere tanti soldi. Noi facciamo muovere solo e esclusivamente tanto entusiasmo, tanta passione e soprattutto leviamo soldi spesso alle famiglie dei dirigenti, perché purtroppo i dirigenti sono la parte colpita di questo sport, perché i giocatori sono pagati, gli allenatori sono pagati, i dirigenti non sono pagati. Assolutamente. Però, ripeto a dire, il calcio dilettantistico, io sono nato con il calcio dilettantistico, lo amo, lo seguo, faccio parte di una componente, sono il responsabile degli allenatori siciliani, sono fiero di quello che stanno facendo i nostri allenatori e anzi a questo punto vorrei fare i complimenti a Terranova che ho visto qua e anche a Di Gaetano per gli ulteriori sacrifici che continuano a fare, perché stanno facendo la finale. Io mi auguro solo che sarà una bella giornata di sport e vinca il migliore. Perfetto, grazie Presidente, ci vediamo dopo per le premiazioni. Allora, entriamo subito nel cuore della nostra manifestazione, iniziamo subito a parlare del campionato di promozione. Come tutti ben sanno, 4 gironi intensissimi con 4 vincenti, poi ci sono stati anche 2, chiamiamoli ripescaggi, con le vincenti appunto delle finali. Andiamo subito a conoscere le nomination per quanto riguarda il ruolo del portiere nel campionato di promozione e chiaramente li invitiamo qui sul palco. In nomination sono Claudio Barone dell'Oratorio San Ciro e San Giorgio, Armando Di Martino Ragusa Calcio e Alessio Tabascio della Cicatena Calcio 1973. Ciao Claudio. Gli altri ci raggiungono. Salve. Salve. Ciao Alessio. Devo dire che sono stati 3 portieri che hanno in un certo senso caratterizzato la stagione della propria squadra. L'Oratorio l'ha vinto, il qui presente Di Martino con il Ragusa ha quasi fatto un miracolo, perché avete fatto una doppietta bellissima, e poi c'è anche la sorpresa della Cicatena in positivo che ritorna finalmente in eccellenza. Allora mi porta la busta la nostra splendida Federica Di Benedetto. Grazie Federica, grazie. Anche lei che ci accompagna ormai da tantissimo tempo. Allora siamo pronti, perché devo leggere la busta e poi dopo fare una chiacchierata velocissima anche con voi. Vediamo un pochettino, apro la busta. Miglior portiere del campionato di promozione stagione 2018-2019 assegnato a Claudio Barone, Oratorio San Ciro e San Giorgio. Allora, nel frattempo che adesso arriva anche per voi un ricordo, mettiamoci poco più avanti. Claudio, devo dire che questo oratorio ci ha sorpreso in positivo. Nessuno poteva mai immaginare ad un altro ennesimo miracolo e ci siete riusciti. Sì, in 2 anni abbiamo fatto 2 promozioni consecutive. Quest'anno nessuno se l'aspettava. È stato un campionato abbastanza difficile, anche perché il Miss Mary ci ha dato molto filo da torcere ed è giusto anche fare i complimenti a loro, ma per fortuna alla fine l'abbiamo vinta noi. E la prossima stagione sarà anche molto più impegnativa, no? Allora, passo ad Armando Di Martino. Bellissima accoppiata, Coppa e primo posto in classifica, Ragusa Calcio che abbraccia finalmente il campionato di eccellenza dopo qualche annetto di sofferenza. Assolutamente, quello che c'era da vincere l'abbiamo vinto, erano tutti e due dei nostri obiettivi e ci siamo riusciti. Io sono arrivato a gennaio e ho trovato un gruppo fantastico, ma comunque
se vinci così tanto c'è un motivo dietro. Organizzazione e grande qualità. Così come quest'anno ad Acicatena, grande organizzazione, grande qualità. È stata una stagione che non dico proprio da incorniciare perché la sofferenza è stata tantissima, però avete dimostrato di essere veramente un grande gruppo. Abbiamo avuto qualche problema durante la stagione, però alla fine il gruppo ha fatto tutto il resto, poi abbiamo avuto la società che ci ha aiutato in tutto, il presidente che ha fatto il massimo, quindi più di questo. E poi anche una bella nomination. Ah certo, quello fa sempre piacere. Perfetto, grazie ragazzi, complimenti e buona estate, riposatevi perché vi aspetta una stagione di grande intensità. È il momento adesso di parlare dei difensori e vado subito a chiamare in nomination i 3 giocatori che appunto gareggeranno per la vittoria finale in questa 6ª edizione dei Penalty Awards. Abbiamo in nomination e ci raggiungono qui sul palco Davide Oliveri dello Sporting Pedara, Musa Kujabi dell'Olimpica Akragas e Giovanni Vitale Don Carlo Missilmeri. Ciao Giovanni, accomodati. Musa e Davide. Ciao. Allora, non avete esperienza di palco, lo capisco, infatti trovo difficoltà con voi, mi metto da questa parte. Allora, per premiare il miglior difensore del campionato di promozione, io invito qui sul palco il presidente dell'AIAC di Agrigento, un carissimo amico mio, Lillo Capraro. Ciao Lillo, ben trovato. Allora possiamo consegnare la busta a Lillo perché sarà lui ad aprirla e darci il nome di colui che si porta a casa il premio quale miglior difensore del campionato di promozione. Teniamo a sottolineare una cosa importantissima: già stare in nomination è una vittoria, sappiatelo, già stare in nomination è una vittoria perché i giocatori sono tanti chiaramente, quindi bisogna poi alla fine comunque fare una scelta. Sei pronto Lillo? Siamo prontissimi? Vediamo un pochettino. Miglior giocatore come difensore del campionato di promozione. Beh, devi leggerlo tu. Miglior difensore 2018-2019 Giovanni Vitale. Don Carlo Missilmeri. Consegniamo a lui, questa la tieni tu. Consegniamolo a Giovanni. Nel frattempo una battuta, veniamo un po' più avanti, una battuta con Giovanni. Giovanni, è stata una stagione anche questa devo dire meravigliosa, no? Perché comunque avete dimostrato sul campo che non è stata soltanto una stagione inventata così, ma è stata programmata negli anni. Assolutamente programmata, dobbiamo dire che è stata dura rialzarci dopo lo spareggio perso col Marineo, però è stato ancora più bello vincere dopo la finale playoff. Devo dire che ce la siamo meritata questa promozione, abbiamo lavorato tanto per raggiungerla e quindi siamo contenti. E siamo contenti anche noi perché così un'altra bella realtà come quella di Missilmeri finalmente raggiunge il campionato di eccellenza. Il qui presente Davide, che io in un certo senso ho cresciuto quando era piccolino nei giovanissimi dell'Atletico, lo ritrovo adesso insomma con tante cose fatte nel frattempo, con belle anche esperienze in Serie D. Adesso il fatto di stare in nomination vuol dire che sei sempre sul pezzo. Bravo Davide. Sì, quest'anno è stata, chiamiamola, un'avventura un po' complicata per noi, abbiamo perso il campionato, faccio i complimenti alla Acicatena e anche la Coppa con il Ragusa, però tramite altre vie siamo arrivati a raggiungere questa benedetta eccellenza che per noi era diventata veramente complicata. Chiaramente stiamo parlando dello Sporting Pedara e adesso io non l'ho lasciato volutamente per ultimo perché poi dopo devo raccontarvi una piccola storia che è meravigliosa. Musa, Olimpica Akragas, Agrigento che forse poteva tentare qualche cosa, non ci è riuscito, però rimane una stagione bellissima. Sì, è veramente peccato, ma il nostro sogno è per vincere questo playoff, per salire, ma era
Impossibile. Impossibile, così è. Però rimane comunque una bellissima stagione. Veramente sì. Complimenti a Musa. Ragazzi, grazie. Buon proseguo. Rimani qui, Lillo, perché intanto ti consegniamo una targa ricordo. E la storia in che cosa consiste? Che il qui presente Lillo, oltre a essere un grande uomo in campo, è un grande uomo fuori, perché mi ha raccontato, io non sapevo nulla, che lui ha adottato Musa, perché fa parte di un progetto anche tuo personale di vita, credo, no? Ma guarda, la storia di Musa è semplice, proprio in poche parole. Bisognerebbe esserci, diciamo, un bel po' di trasmissione per raccontare la storia di Musa, però cerco di essere più veloce possibile. Musa è semplice. Io praticamente, essendo che ho una scuola calcio, un giorno mi vedo arrivare nella mia scuola calcio 2 ragazzi che non era Musa, era un ragazzo che ora gioca in Serie A in Francia e uno nelle giovanili del Bordeaux in Francia. Appena sono andate le persone, sono scesi e volevano giocare. Da là è iniziata l'avventura dei ragazzi di colori, aumentavano 2, 4 fino ad arrivare a 45. Un giorno li portavo a giocare facendo le amichevoli con le squadre di promozione, di eccellenza della provincia di Agrigento. Poi un giorno praticamente, essendo che le comunità sappiamo le problematiche, quando fanno 18 anni li buttano fuori, là c'è stato un problema, praticamente volevano Musa dichiararlo più grande dell'età sua. Allora là, devo essere sincero, essendo che io tra lavoro, tra scuola calcio e tutto, si è dedicata a mia moglie, ho detto dobbiamo aiutare questo ragazzo. E ci siete riusciti, ci siamo riusciti con molte difficoltà, però dico, fino ad arrivare di chiamare, diciamo, l'ambasciata, tutte cose, siamo fatti arrivare i documenti di Musa. Poi un giorno arriva Musa e dice mi hanno buttato fuori dalla comunità. Mi guardo con mia moglie e dico guarda, non possiamo un ragazzo che già viene da 2 anni alla scuola calcio lasciarlo andare a dormire sul viadotto Morandi, tanto per fare riferimento. E ho detto deve rimanere con noi, cercando di trovargli una soluzione migliore possibile. Da là sono passati 4 anni e posso dire che l'abbiamo fatto sia io con mia moglie con orgoglio, aiutando dei ragazzi, e questo veramente posso dire che questi sono i ragazzi che veramente hanno di bisogno, perché noi, dico sempre, noi a casa abbiamo una famiglia, ma loro, è inutile che ve lo racconto, vi posso dire mi vengono i brividi, ma quando mi hanno raccontato il tratto, come sono arrivati qua, vi posso dire che è una cosa che io, ci sono state notti che pensavo al tragitto e le sofferenze per loro arrivare qua. È una cosa bellissima, richiamo l'applauso, grazie. Grazie Lillo, grande Lillo, grazie. È il momento adesso dei centrocampisti. I centrocampisti hanno sempre un ruolo molto importante in una squadra di calcio e indubbiamente, soprattutto in un campionato difficile, impegnativo, lungo, quello di promozione, bisogna avere gamba, continuità e soprattutto fare sempre gruppo. Chiamo subito le nomination quale miglior centrocampista nel campionato di promozione, ci raggiungono qui sul palco. Francesco Cordova della Cicatena Calcio 1973, Salvatore Mannino Enna Calcio e David Valenca del Ragusa Calcio. Ciao Ciccio, ben trovato. Ciao. Tu giochi in casa, eh? Allora, a questo punto mi porti la busta? Mi porti la busta, grazie. Vediamo un pochettino. Abbiamo qui una rappresentanza tra l'altro di Enna che ha disputato un campionato bellissimo. Abbiamo una rappresentante della Cicatena che, come abbiamo detto, ha vinto il campionato, così come l'accoppiata della Ragusa, campionato e coppa quest'anno, meravigliosa, con questo giocatore che tra l'altro non è neanche italiano, è portoghese. Generalmente sono alcuni giocatori che vanno via, lui invece è venuto, forse perché ami probabilmente anche la nostra bella terra. Apro la busta. Allora, miglior giocatore per quanto riguarda il ruolo del centrocampista nel campionato di promozione, David Valenca del Ragusa Calcio.
Mi metto da questa parte, nel frattempo arrivano anche le altre premiazioni, mettiamoci poco più avanti. Allora, ho detto bene, tu dal Portogallo vieni in Italia, vinci subito campionato e coppa, ti porti a casa la palma quale miglior giocatore del campionato di promozione nel ruolo del centrocampista, ma perché ami tanto questa Italia? Perché ha sorgito questa opportunità e quindi è un'esperienza nuova di calcio e per fortuna ha corrido tutto bene, abbiamo vinto il campionato, abbiamo vinto il Coppa, ho trovato persone eccezionali e per fortuna è stato un anno meraviglioso. Sì. Siamo contenti anche per te perché adesso il prossimo sarà anche più impegnativo perché l'eccellenza è un altro campionato. Sì, però siamo pronti, stiamo lavorando bene e siamo pronti per affrontare il prossimo anno. Ci piace questa cosa perché sono giovani che vogliono essere sempre pronti. Vieni Ciccio, allora la Cicatena... hai trascinato la Cicatena da centrocampista anche da vero e proprio uomo gol. Che bella stagione quest'anno da Cicatena. Sì, quest'anno è stata una stagione fantastica. E basta, adesso bisogna pensare a quella prossima. Pensiamo al prossimo anno. Tra l'altro tu non sei neanche giovanissimo, quindi il fatto che ti sei rimesso in gioco quest'anno è la dimostrazione che quando uno ama il calcio l'età conta poco. Se manca la voglia di giocare... Manca tutto. E in questo caso a te non è mancata. Accomodati, vieni, perché lui è un giocatore dell'Enna e siamo contenti quest'anno perché l'Enna è riuscito veramente insomma ad assaporare un po' il calcio che conta. Ha perso la finale spareggio, ma rimane dietro una stagione bellissima. Sì, la stagione è bella perché è un bel gruppo, tanti giovani, abbiamo fatto il possibile. Per poco non ci siamo arrivati, ma ci riproveremo. Abbiamo saputo tra l'altro che il progetto non si ferma quest'anno, ci sono le basi per tentare magari il grande salto alla prossima stagione. Speriamo che avvenga il grande salto. Perfetto, noi ce l'auguriamo perché Enna, a parte che ci ospita, è una piazza importantissima. Grazie ragazzi, buona stagione di riposo e buon lavoro per il prossimo anno. Grazie. I ragazzi in nomination nel campionato di promozione. A questo punto iniziamo subito con le premiazioni speciali e ho il piacere oggi di avere qui al Teatro Garibaldi di Enna un personaggio che conosco da tantissimo tempo. È un premio alla carriera, ma non è soltanto al termine della carriera, è quasi all'inizio veramente di questa sua bellissima carriera. Una carriera fatta anche di sport, fatta anche di tantissime responsabilità tecniche e organizzative. Attualmente, pensate un po', è anche il segretario nazionale della FIDAL, un personaggio veramente numero uno. Premio alla carriera 2019 ai Penalty Awards a Fabio Pagliara. Ciao Fabio. Sono doppiamente contento quando l'ho rivisto oggi pomeriggio di ritrovarlo sempre più in alto, in ruoli sempre più di qualità. Poi hai fatto anche la parentesi calcistica, poi hai fatto anche altre esperienze in altri sport, adesso ti sei stabilizzato con l'atletica leggera, che credo un po' faccia parte anche del tuo essere, perché l'atletica leggera è fatta di sacrifici, ma soprattutto di gioie. Sì, innanzitutto devo dire che quando mi ha invitato dicendo un premio alla carriera, ho detto mi avvicino velocemente a quella alla memoria, quindi ho detto stiamo tranquilli, non ti sa mai. No, scherzi a parte, devo dire che sì, io ho iniziato ovviamente con la pallavolo, ho smesso giovane e quando ho smesso per motivi legati al cuore, nel senso che avevo avuto dei piccoli problemi, ho deciso da grande devo fare per forza il dirigente, quindi ho studiato, ho fatto legge con questa cosa e credo che abbiamo una grande fortuna noi che facciamo questo lavoro poi, perché sostanzialmente due cose. Il primo, lo dico sempre, sono pagato anche bene per fare una cosa che pagherei per fare e quindi andare alle Olimpiadi era il mio sogno, ci vado e quindi sono quelle cose bellissime. E l'altro è che il nostro vero datore di lavoro è la passione, poi questo vale specialmente per chi come in questo caso fa sport tra virgolette dilettantistico, ma è quello che facciamo tutti noi dirigenti sportivi. Io raccontavo a te la mia settimana in questi ultimi giorni, sono stato Roma, Trieste, Belluno, OGN, stasera ritorno a Roma e il pomeriggio a Trento, quindi uno fa queste cose con sacrificio ma anche perché ha questa voglia. E lo sport è, come dici tu in questo momento, sì, insomma, sacrifici, questo sono d'accordo, ma tutti gli studi ci dicono che noi, e specialmente questo credo che nel calcio faccio un piccolo inciso, il primo vai
tranquillo. Poi vado via. La prima volta che ho seguito un corso di formazione fu, insomma, ormai un bel po' di anni fa, a Milano. Era McCormack che teneva una lezione sullo sport in Italia, si chiama Sport e Business, e lui iniziò questo dicendo: ho studiato bene il fenomeno italiano, in Italia ci sono 3 sport che insomma fanno tendenza e che comandano sugli altri, sono il calcio, poi il calcio e poi il calcio. Quindi chiaramente dava il senso di quello che d'altronde in buona parte poi è la realtà che noi viviamo. Bene, devo dire che tutti gli studi che noi stiamo facendo, ne abbiamo presentato uno venerdì all'Associazione del CONI, dicono che c'è una rivoluzione in questo momento e la Sicilia da questo punto di vista può essere, una volta tanto, dico, se non ci piangiamo addosso e facciamo qualche cosa, un esempio, un case history positivo, cioè quello che in questo momento cerca la gente facendo sport, il torsolo di media al contrario, la gente fa sport all'inizio, poi c'è un drop out molto grande che preoccupa e deve farci riflettere come dirigenti sportivi, e poi si riprende nelle nuove età a fare grande sport, perché la gente solitamente oggi cerca felicità, fa lo sport per benessere, per star meglio. Il passaggio rispetto a quello che ci hanno insegnato ultimamente tutti i media, parlando in primo modo di calcio, del PIL, no? Lo sport e il calcio producono PIL, prodotto interno lordo. Noi invece produciamo FIL, noi produciamo felicità interna lorda. Lo sport ha questa caratteristica e non dobbiamo mai dimenticarla, perché, e chiudo, i valori dello sport, quando noi vendiamo, anche dal punto di vista del marketing, lo sport, noi vendiamo come valore dello sport i valori che rappresentiamo. Quindi grazie a voi, ho modo di parlare tante volte con gli amici della Federazione Gioco Calcio e vi assicuro che c'è questa convinzione che la base, lo diceva prima giustamente il Presidente, è questa, cioè la base è quella del mondo dilettantissimo del calcio, che è da lì che parte tutto. Parte tutto, e dico con umiltà che è da qui che parte anche lo sport e il finanziamento dello sport italiano. Quindi grazie da parte nostra a tutti voi. Grazie a Fabio Pagliara. Per premiare Fabio Pagliara invito qui l'assessore allo sport del comune di Enna, Dante Ferrari. Premio alla carriera 2019 a Fabio Pagliara ai Penalty Awards 2019. Faccio una delle cose peggiori che si fanno, poi dopo devo scappare, però c'ho un aereo, quindi... va bene, allora scappi. Chiedo scusa perché è una cosa di una maleducazione tremenda. No, va bene pure. Abbiamo anche un pensierino del dolciume siciliano, anche se tu lo conosci abbondantemente. Grazie Fabio, ci vediamo. Con Ettore abbiamo iniziato 30 e più anni. 38 anni fa, quindi è una delle forze dello sport siciliano. Grazie Fabio, grazie. Assessore, ci vediamo dopo, grazie. Ritorniamo a parlare delle nomination per quanto riguarda il campionato di promozione. Abbiamo già visto quelle riguardanti il ruolo del centrocampista. È il momento di conoscere le nomination per quanto riguarda il ruolo dell'attaccante. Allora invito qui sul palco, e tra poco aprirò la busta, Marco Clemente della Cefaledium, Andrea Germano del Real Siracusa Belvedere e Santo Scarpinato Oratorio San Ciro e San Giorgio. Salve Santo. Salve. Il sogno di tutte le squadre è avere questo terzetto, no? Perché insieme hanno fatto parecchi gol e soprattutto hanno veramente distrutto le difese avversarie, perché fisicamente sono abbastanza possenti e poi soprattutto hanno accompagnato il successo della loro società. Mi porgi la busta? Grazie a Federica, grazie. Allora, ho il nome, promozione, stagione 2018-2019, miglior attaccante Marco Clemente Cefaledium. Mettiamoci un po' più avanti. Allora, Marco, Cefaledium, Cefalù, che bello ritornare a pensare che insomma Cefalù
possa avere palcoscenici importanti. Finalmente, insomma, questa vostra vittoria in questa stagione permetterà la prossima di rivedere una bellissima realtà. Sì, buonasera a tutti innanzitutto. Sì, Cefalù è una città che ha fatto calcio a livello dilettantistico importante, la Serie D. Quest'anno è nato questo progetto del presidente Barranco che è andato in porto e crescerà, credo che per qualche anno. Anche più di qualche anno, dai, teniamo fede a questo progetto. Sì, però per quello che c'è per ora, già pensare che l'anno prossimo andrà avanti è importante. È già una vittoria. Già una vittoria, sì. Perfetto, grazie a Marco Clemente. Ragazzi, venite perché anche voi siete protagonisti della vostra stagione, della stagione dei Penalty Awards. Oratoria San Ciro e San Giorgio, poc'anzi parlavamo giustamente con Claudio Barone, il vostro portiere. Anche tu quest'anno hai confermato di essere uno che vede bene la porta. Vittoria finale poi alla fine anche meritata a discapito di un Don Carlo Misilmeri che comunque vi ha dato qualche filo da torcere. Buonasera a tutti, sì, è stato un campionato bellissimo, noi non avevamo progettato di vincere il campionato, di fare un campionato del genere, ma man mano che siamo andati avanti ci siamo trovati lì. Poi questo sport è bellissimo, ti prende, poi con i sacrifici che fai magari ogni giorno che passa ci trovi più gusto. Abbiamo avuto la fortuna di giocarlo fino alla fine con il Misilmeri ed è stato bellissimo anche per questo. Non si faceva uno spareggio da 5 anni, se non dimentico Castelbuono Tormina. Sì, è vero, è vero. Meno male che abbiamo vinto noi, perché i playoff non li avrei potuti fare a 36 anni, non lo so se ce l'avessi fatta. Avete sentito bene, 36 anni ancora vede la porta e buca la porta. Grazie a Santo. Allora, Real Siracusa Belvedere vittorioso nello spareggio, a dimostrazione che veramente quest'anno avete fatto una cosa pazzesca, avete recuperato punti su punti, non siete riusciti ad agguantare il primo posto dell'Enna, però avete dimostrato poi nel momento finale di essere squadra, di avere grande qualità e probabilmente sotto sotto la prossima stagione potrebbe essere la stagione che potrebbe far sognare anche Siracusa. Intanto buonasera a tutti. Sì, come hai detto tu è stato un grande campionato. Abbiamo lottato fino alla fine con il Ragusa, ma alla fine non siamo riusciti a guadagnare il primo posto. Ce l'abbiamo fatta tramite la finalissima playoff e quindi è stato un grande successo e un grande obiettivo per la società. Che porterai sempre nel tuo cuore, compresa questa nomination. Grazie ragazzi, tanti buon gol anche per la prossima stagione, anche per il prossimo anno. Campionato di promozione, stagione 2018-2019. Adesso il ruolo che più fa sognare sia una squadra di calcio che i tifosi, il ruolo dell'allenatore. Tra l'altro quest'anno per la prima volta sono andati in nomination 4 anziché 3, i consueti 3 nomi. Sono 4 che vanno in nomination, purtroppo abbiamo una defezione, all'ultimo istante uno dei nominati ha avuto un imprevisto, quindi non sarà presente, si scusa chiaramente con tutti voi. Do subito i nomi di quelli che vanno in nomination per quanto riguarda appunto il miglior allenatore della stagione 2018-2019 e ci raggiungono qui sul palco Vittorio Iemma della Cicatena Calcio 1973, Giuseppe Pagano dell'Oratorio San Ciro e San Giorgio, Filippo Raciti Ragusa Calcio. Ciao Filippo, complimenti, scomodati. Salve. Abbiamo il terzo, eccolo qua, Vittorio. Allora, a premiarvi e ad aprire la busta importante del ruolo dell'allenatore sarà un allenatore che insomma è stato presente ai Penalty Awards, ha pure vinto la sua categoria quale miglior allenatore, adesso si sta occupando dello scouting della nazionale di calcio under 15, 16, 17, 18, 19, quindi va a pescare i nomi che poi insomma dovrà riguardire alla federazione. Ed invito qui sul palco un amico dei Penalty Awards, Santino Bellinvia. Ciao Santino. Qui.
È un allenatore doc, lo conosciamo tutti, no? Consegniamo la busta a Santino, sarà lui ad aprirla e comunicarci il nome del vincitore. Tra l'altro teniamo presente appunto che quest'anno per la prima volta sono stati in nomination 4 allenatori, il quarto è Giancarlo Ferrara della Cefaledium che appunto non è presente. Miglior allenatore? Buonasera, mi dà in compito arduo. Miglior allenatore 2018-19 per la promozione Vittorio Iemma. Vittorio Iemma della Cicatena Calcio 1973. Lo consegniamo a Vittorio. Nel frattempo arrivano gli altri per gli altri 2 vincenti allenatori, perché quest'anno c'è stato veramente un grande problema nell'assegnazione. Vittorio, a Cicatena 1973 hai iniziato un percorso praticamente a maggio dello scorso anno, lo hai portato a compimento, grande soddisfazione, sei un po' stanco, hai bisogno di riposarti, pertanto ricarica le batterie perché la prossima stagione sarà probabilmente anche più impegnativa. Sicuramente io tengo a ringraziare tantissimo questi sono obiettivi che non raggiungi da solo e quindi è giusto ricordare l'apporto che ho avuto sin dal primo giorno da parte della società e del patron Gaetano Giannetto, il mio staff capeggiato dal mister Giuffrida e i miei ragazzi che hanno fatto loro una grandissima stagione. E anche tu ci sei di mezzo, eh? Qualche cosa l'ho fatta anch'io, però io credo che quando si raggiunge un obiettivo il merito è di tutta la squadra. Ci piace quando questa cosa viene divisa. Allora, doppietta, ma una doppietta che lascerà un segno soprattutto in quella provincia, nella provincia di Ragusa. Coppa e campionato, una nomination, una stagione che forse ti porterà però lontano dalla Sicilia, perché sappiamo voci di un tuo possibile trasferimento, addirittura pensato un po' in Portogallo. Mi smentisci questa cosa? No, solo voci in questo momento e basta. L'importante è aver fatto quello che comunque siamo riusciti a fare quest'anno ed era la cosa più importante anche per la città di Ragusa, che negli ultimi anni non ha goduto molto di risultati positivi, quindi doppiamente contenti. Tra l'altro l'ambiente all'inizio era un po' scettico, poi pian pianino con i risultati lo avete addomesticato e si è riuscito a coinvolgere proprio anche i tifosi e tutta l'intera cittadinanza. Sì, è una città dove ha bisogno di passione, ha bisogno comunque di essere presa per mano, diciamo, quindi questo ha aiutato molto anche qualcuno ad avvicinarsi di nuovo a questa società, quindi contenti dai, per tutto come è andata la stagione. Bravo, complimenti a Filippo Raciti, allenatore del Ragusa. Mettiamoci ancora un po' più avanti perché dobbiamo adesso parlare con quest'altro ennesimo miracolo che è l'oratorio San Ciro e San Giorgio. Giuseppe, spiegami bene, cioè è la dimostrazione che soltanto ed unicamente con la determinazione, spesso e volentieri in piccole realtà, si riescono a raggiungere degli obiettivi che sembrerebbero all'inizio impensabili. Ma non solo determinazione, diciamo c'è stata determinazione, lavoro quotidiano, voglia e poi anche tecnica e altri fattori, fortuna. Beh, anche un po' la società in questo caso. Ci vuole tutto nel calcio per vincere, non si vince per caso, e capita ogni tanto il Leicester di Ranieri, noi magari siamo stati un po' come loro, però alla fine non c'è nulla di intentato nel calcio. Se il Marineo ha vinto questo campionato è perché lo ha meritato, è perché alla lunga è stato continuo, ha perso 2 partite solo nel girone d'andata e poi non ha più perso, e quindi ce lo siamo meritati col lavoro quotidiano. E ci siete riusciti e porterete in alto il nome di Marineo, perché proprio è quello il paesino da dove partite. Grazie, complimenti, auguri ancora Filippo, auguri Vittorio. Il palco adesso è tutto tuo, carissimo Santino, perché Santino è un personaggio che apprezzo per la sua semplicità e anche per la sua competenza. Non per niente adesso guardi tanti giovani in giro per la Sicilia, anche se però penso che poi alla fine un po' il campo ti manca, dai, ammettiamola questa cosa. Guardi tanti ragazzi, però la domenica, l'atmosfera del prepartita, l'amarezza o la gioia del dopo partita probabilmente per un allenatore sono un DNA immortale. Ma sì, sicuramente. Intanto ringrazio la Federazione e il Comitato Regionale Sicilia per la possibilità, per l'impegno che mi ha dato in questa stagione. Sicuramente nel nome del Presidente Santino Lopresti, Sandro Morgana e il Dottore Mario Tamà. Non è stato facile perché ho visionato circa 300 ragazzi ogni domenica in giro, anche durante la settimana. Oltre a fare l'allenatore della Juniors Sicilia,
mi è stato dato anche il compito gravoso, però impegnativo, però di grande prestigio e di grande immagine, di fare l'osservatore per la Sicilia delle rappresentative nazionali. E a tal proposito dico, secondo me, dico, dalle voci ci sono in giro, tanti ragazzi da me osservati sono arrivati in nazionale e sicuramente hanno già un contratto pronto, almeno 6-7 nelle società di prima fascia di Serie A e Serie B del calcio professionistico. Quindi da questo punto di vista mi sento fiero di aver aiutato il calcio in Sicilia a dare un qualcosa in più a questi ragazzi che magari ne meritano tanto. Tra l'altro la nazionale ha proprio bisogno dei giovani e Mancini sta facendo un lavoro sotto questo punto di vista importantissimo. Consegniamo la targa ricordo per l'eccellenza sportiva di Santino Bellinvia. Grazie. Grazie Santino, in bocca al lupo per tutta la tua bella vita, carriera sportiva. Il palcoscenico adesso chiude il campionato di promozione con la presentazione delle 3 nomination quale miglior dirigente appunto del campionato di promozione 2018-2019. Invito qui sul palco, e tra poco apriremo anche la busta, Gaetano Giannetto, presidente della Cicatena Calcio 1973, Santo Palma, direttore sportivo del Ragusa Calcio, ed infine il presidente della Don Carlo Misilmeri, Antonio Rattenuti. Presidente. Ciao caro. Santo Palma, presidente anche della Don Carlo Misilmeri. Lui è giovanissimo, il miracolo Don Carlo Misilmeri parte probabilmente dalla sua voglia di essere giovane e trasmette questa gioventù anche alla sua squadra. Poi qui abbiamo insomma una garanzia di successo. Sei giovanissimo, quasi giovanissimo, allievo. E poi insomma il presidente Giannetto che è riuscito nel giro di 2 anni a portare questa Cicatena in eccellenza, quindi è una grande e bellissima soddisfazione. La busta, toccherà a me l'onore e il piacere di comunicare il nome di colui che vince. Il nome vince la categoria miglior dirigente campionato di promozione 2018-2019 il direttore sportivo Santo Palma del Ragusa Calcio. Grazie. Allora Santo, vieni qui. Finalmente ho il piacere di invitarti ai Penalty Awards, nome importantissimo del calcio dilettantistico e non solo, direi pure. Quest'anno ci sali su questo palco, tra l'altro con un'accoppiata Coppa Campionato, a dimostrazione del lavoro bellissimo che hai fatto in quella di Ragusa, ma soprattutto con la determinazione che ti contraddistingue, quello di non mollare mai. Beh, innanzitutto buonasera a tutti. Di sicuro non era facile, come diceva prima il mister, la nostra situazione era quasi disastrosa. 12 mesi fa del Ragusa c'era solo il nome e basta, calcisticamente parlando. Grazie al lavoro del mister e dei ragazzi e anche della proprietà ovviamente siamo riusciti in questo bellissimo traguardo, perché fare una doppietta non è facilissimo, anzi tutt'altro. Io invece però voglio dire una cosa, visto che oggi qui comunque c'è tanta gente di calcio come noi. Crediamo in quello che c'è nei dilettanti. Nei dilettanti ci sono tantissimi allenatori bravi e dirigenti bravi. Basta guardare la Lega Pro, il nostro girone, ok? 2 allenatori vengono fuori da una trafila immensa, Peppe Raffaele ed Ezio Raciti. Tantissimi allenatori come quelli dei portieri del Siracusa e della Leonzio, il team manager del Catania, sono tutti figli dei dilettanti e di quei presidenti premiamo la meritocrazia. Lasciamole stare tante cose. Io capisco che oggi la situazione economica è difficoltosa per tutti, però premiamo chi va premiato in questo calcio. Chi invece vuol dare una mano con i soldi, lasciamogli stare ruoli organizzativi, mai tecnici. Tecnici prendete gente brava e giovani, che ce n'è tantissima. Assolutamente
condivisibile questo tuo pensiero, è giusto. Presidente, questa Cicatena in 2 anni vola nel campionato di eccellenza, grandissimo sacrificio, tra l'altro avete sofferto per un campo che purtroppo vi è proprio crollato e vi siete trasferiti nello stadio principale di Cicatena, dietro anche il vostro personale sovvenzionamento, quindi è la dimostrazione che è un presidente che poi deve metterci i soldi per continuare la stagione, però una stagione che poi alla fine si è conclusa con la gioia finale di una promozione in eccellenza, non dico inaspettata, però voluta fortemente. Innanzitutto volevo ringraziarti per questo invito, è un onore per me, che magari è poco che faccio parte praticamente del mondo calcistico. Siamo partiti praticamente per fare un campionato di media classifica, poi con l'aiuto, diciamo, e la forza del gruppo, con un grande mister come Vittorio Iemma siamo riusciti a ottenere un risultato praticamente inaspettato, però che strada facendo vedevamo sempre più vicino. Ha preso forma. Sì, perché noi, diciamo, viviamo il calcio come se fosse una famiglia. Questa secondo me è la nostra forza, è la forza che in 2 anni ha portato la Cicatena praticamente in eccellenza. Ed è stata sicuramente la formula vincente, a dimostrazione che anche la prossima stagione secondo me potete fare un grandissimo campionato. Ho detto bene, giovane, rampante, società nuova, organizzata, la scorsa stagione sfiorata promozione, quest'anno finalmente è andato tutto bene, il prossimo anno non bisogna solo scherzare e fare famiglia, ma bisogna fare anche una squadra quantomeno che possa mantenere la categoria. Intanto ancora ci godiamo quest'anno perché è stato veramente un anno favoloso. Devo ringraziare soltanto tutti i giocatori, tutto il paese che ci è stato vicino, perché è stato veramente un campionato veramente bello, perché abbiamo avuto un avversario veramente bello, perché il Marineo ci ha tenuto testa fino alla fine, noi abbiamo tenuto testa a loro, abbiamo fatto lo spareggio, dico meriti a loro che hanno vinto il campionato, e poi dopo noi abbiamo fatto quel capolavoro che è il capolavoro playoff, perché quando perdi una finale hai il morale a terra, ci siamo ricaricati, abbiamo vinto 2 partite impegnative, abbiamo vinto 2 partite, dopo l'ultima partita vi racconto proprio i minuti finali, segniamo il 2-1 in 10, rigore per l'Acque Dolci, per cui questa è la fotografia di questa magnifica stagione, per cui sono veramente contento, ci godiamo quest'anno, ci godiamo questa vittoria. E poi ora fra un mesetto intanto un po' di riposo, cominciamo a programmare con serenità, con calma, senza pazzie, con grande serenità, perché il calcio dobbiamo capire che il calcio dilettantistico è il calcio più bello secondo me, perché per quello che si vede per ora in Serie B, Serie A ci sono delle cose che vanno fuori ogni contesto. Questo è il calcio più bello e quello, appunto, questa cornice lo sta dimostrando, e complimenti a lei e complimenti a tutti voi qui e tutti noi che facciamo calcio dilettantistico. Grazie. Buona prossima stagione, non vi potete fermare. Ciao Santo, complimenti ancora, complimenti anche al presidente Rattenuti. Allora, abbiamo chiuso quindi la parentesi dedicata al campionato di promozione e adesso ho il piacere di presentare a questa platea del Teatro Garibaldi di Enna una band, ma io non la classificherei neanche band, perché sono assolutamente personaggi che vivono la loro musica a 360 gradi e la costruiscono a 360 gradi. Tra l'altro sono siciliani, cantano in siciliano la musica reggae in una maniera unica e sono veramente in questo momento probabilmente gli esponenti migliori della musica reggae fatta in Italia. Ho il piacere di invitare qui sul palco gli Original Sicilian Style. Vi è piaciuta questa cosa? Vi è piaciuta? So che avete una consolina da sistemarvi, bene. Allora adesso fate attenzione, perché questi ragazzi vi lasceranno a bocca aperta, perché hanno un riff coinvolgente, originale, e poi ci piace perché c'è questo connubio di voci siciliane. Lui che è un siciliano, ma adesso appena lo sentirete cantare direte sicuramente non è possibile che questo è siciliano, e poi accompagnato da questa bellissima realtà femminile che permette di coniugare insieme un sound unico. Original Sicilian Style ai Penalty Awards. Chi sta chi tu casendo,
giorno ringrazio che sono nato qua in riva al mare, con l'Etna in quest'isola dominata da elmi, siculi e sicani, poi passando dagli storici greci e romani, ostrogoti, arabi, normanni e bizantini. In tanti hanno voluto i suoi confini al centro del Mediterraneo, al centro della storia, e tutti hanno visto le sue ricchezze e la sua gloria di averla, poi possederla, o come mille derubarla per rivenderla al più basso offerente. È questo a cui siamo abituati da sempre. In fondo tutto ci va bene, in fondo tutto ci conviene. Quest'isola amata, presa depredata e da molti inutilmente deprezzata. Chi sta e chi gioca sento, da già si fatti come un vento, mi sposta e dà pace, amore, eterna gioia. Chi sta e chi gioca sento, da già si fatti come un vento, mi sposta e dà pace, amore, eterna gioia. Andiamo piano piano, prima ci tranquillizziamo, analizziamo e poi capiamo. E non è vero che non vogliamo fare ma niente, è il caldo che ci rallenta, là mentre siamo quelli che sembriamo statici, respiriamo immobili ma staccati dallo stivale, che ci sentiamo liberi, liberi di creare mai di essere inferiori, perché chi si abbassa regala sempre solo cuori, gente che dona fiori, mille colori, gente che dà solo buoni umori, gente che regala generosa positività, uno stare bene tra l'omertosa sicilianità. Chi sta e chi gioca sento, da già si fatti come un vento, mi sposta e dà pace, amore, eterna gioia. Chi sta e chi gioca sento, da già si fatti come un vento, mi sposta e dà pace, amore, eterna gioia. Chi sta e chi gioca sento, da già si fatti come un vento, mi sposta e dà pace, amore, eterna gioia. Chi sta e chi gioca sento, da già si fatti come un vento, mi sposta e dà pace, amore, eterna gioia. Che vi avevo detto? Hanno coniugato il siciliano con la musica reggae, hanno fatto una coppiata meravigliosa, original Sicilian style. Vogliamo conoscere i ragazzi della band? Eccoci, l'Orca Assassina, Vito il Principe, Enrico Pellegrino, Larizzo, Original Sicilia Style, grazie. Tra l'altro questo è proprio il nuovo disco dell'estate praticamente. Sì, usciremo ora presumibilmente a giugno. Ci sarà un nuovo singolo che lo possiamo anticipare e dedicheremo a Sant'Agata, diciamo sulla festa di Sant'Agata, usciremo probabilmente il 17 di agosto, dunque attenzione tutti i social, e dunque speriamo che poi con il disco possa andare sempre meglio. L'ultima cosa, come si intitolava questa canzone? Lo dice Lorizzo, facciamola No, parlare. lo dice Pellegrino perché lui l'ha deciso questo titolo così decide? complicato. 37 gradi nord, 14 gradi est. Sarebbe Catania, per No, intenderci. abbiamo tagliato la Sicilia in metà, Enna. Ah, perfetto, Enna, grazie. Original Sicilian Grazie, Style, grazie. grazie ragazzi. Bravi, ci piace questo connubio reggae made in Sicily, ci è piaciuto tantissimo. Allora, adesso inviterò qui sul palco un caro amico, riceverà il premio Eccellenza Siciliana, e tra l'altro voglio sottolineare che la voce che avete sentito proprio in apertura del nostro evento era quella sua, quella di Antonello Musmeci, che invito qui sul palco per ritirare il premio Eccellenza Siciliana. Ciao grande, accomodati. Allora, doppiatore, giornalista, oltre insomma conduttore radiotelevisivo, l'ho pregato insomma di farmi quell'introduzione, tra l'altro scritta da Francesco Santocono, che più tardi insomma sarà qui con noi sul palco, e la cosa che ci è piaciuta, come al solito, la sua meravigliosa voce, una voce che hai prestato a tantissimi personaggi importanti.
Sì, soprattutto a documentari, a spot nazionali e tante altre cose così. Bene, siamo contenti perché insomma abbiamo il piacere di consegnarti il premio alla sicilianità, perché lui ha preferito appunto rimanere in Sicilia e continuare a lavorare lo stesso, seppur viaggiando praticamente giorno dopo giorno. Siamo contenti perché personaggi come Antonello Musmeci regalano ancora di più la voglia di fare spettacolo in Sicilia. Grazie ad Antonello Musmeci, consegniamo la sua bella targa. Provo a fare una domanda alla Iervolino. Allora, te la faccio così veloce, ma su questo sport dilettantistico come siamo messi, soprattutto nel napoletano? Ma guardi come si evince dalla mia personalità e dal mio essere donna parziale, io di palle non me ne intendo assolutamente, ne ho viste pochissime praticamente. Grazie ad Antonello Musmeci, grazie tante. E adesso campionato di prima categoria, 7 gironi in tutta la Sicilia, 7 gironi insomma molto intensi, quindi tantissimi giocatori, tantissimi dirigenti, tantissimi allenatori, soltanto 3 nomination. Iniziamo subito quello riguardante il miglior giocatore appunto di prima categoria ed invito qui sul palco i 3 appunto che andranno a battagliarsi per vincere il Penalty Awards di quest'anno. Filippo Alessandro dell'Armerina Calcio, Giuseppe Mazzara della città di San Vito Lo Capo e Santo Salerno della Castelluccese. Ciao Filippo, eccoli qui. Giuseppe, salve. Non scappate, venite più al centro. Il campionato di prima categoria è sempre quello molto più intenso perché è un campionato lungo, bisogna essere sempre sul pezzo, non bisogna mai mollare, però spesso e volentieri molti giocatori chiaramente lavorano e quindi bisogna allenarsi la sera e lì scatta il grande sacrificio. Per aprire la busta e conoscere il nome del vincente invito qui sul palco il presidente dell'AIAC di Siracusa, Delfo Tocco. Eccolo qua che ci raggiunge. Ciao Delfo, ben trovato, grazie per essere con noi questa sera qui al centro. Tra poco ti consegniamo la busta, anzi consegniamola subito perché siamo curiosi, perché ci sono veramente tantissimi giocatori. Il fatto di stare già in nomination è una super vittoria. Eccoci qui, sarà Delfo Tocco a darci il nome. Allora, miglior giocatore per quanto riguarda la prima categoria, 2018-2019, Santo Salerno. Santo Salerno della Castelluccese. Consegniamola a Delfo in modo che così sarà lui stesso a consegnarla naturalmente a Santo Salerno. No, mi sposto io. Ecco, qui nel frattempo, allora ti raggiungo, vieni qui, ti raggiungo. Allora, si vede che sei un centravanti e puoi stare sempre al centro. E tra l'altro, insomma, la scorsa stagione col Geraci sei riuscito a fare un campionato pazzesco, sei sceso di categoria, altra incredibile stagione, Castelluccese che va in promozione, quindi meglio di così non poteva andare. Esatto, è stata una stagione molto importante, diciamo. È stato un campionato molto duro e molto combattuto, dove le dirette inseguitrici ci hanno dato veramente filo da torcere. Siamo stati bravi a non disunirci nei momenti di difficoltà, appunto, e a portare a casa la vittoria finale. Complimenti, e prossima stagione rimani con la Castelluccese? Diciamo che ancora è troppo presto. È ancora troppo presto, il calciomercato deve ancora esplodere. Allora, invece Armerina, grazie al cielo quest'anno veramente un campionato pazzesco, vinto alla grande, a dimostrazione che finalmente la provincia di Enna incomincia a muovere per cercare di recuperare posizioni. Grande stagione, complimenti Filippo. Grazie, buonasera a tutti. Finalmente dopo 15 anni l'Armerina è ritornata in promozione, abbiamo fatto un ottimo campionato, vinto sicuramente
meritatamente. Speriamo in un futuro migliore dell'Armerina e anche del calcio della provincia di Enna. Tra l'altro, insomma, lui non è neanche tanto giovanissimo, eppure è stato veramente un trascinatore con tantissimi gol, a dimostrazione quando poi, insomma, il fisico regge, come nel caso tuo, chissà, la prossima stagione altre belle soddisfazioni. Grazie a Filippo Alessandro. Città di San Vito Lo Capo, che conosciamo tutti perché è una zona turistica meravigliosa, e quest'anno si è regalata una promozione bellissima, complimenti, bravo Giuseppe. Sì, grazie. Dopo la finale persa l'anno scorso nella finale playoff, quest'anno dopo tanti sacrifici siamo riusciti a vincere questa finale e meritare la promozione. E adesso che cosa vi aspetta? Un po' di riposo e poi riniziamo, diciamo, a lavorare duro. Bravo, bravo, complimenti a tutti ragazzi, complimenti e buon proseguo per la prossima stagione. Eccoci qui. Allora, Ajax di Siracusa, sappiamo benissimo, insomma, che quest'anno ci sono state delle belle soddisfazioni. Il fatto, per esempio, che il Siracusa ha mantenuto la Lega Pro è importantissimo. Il Real Siracusa che ha fatto una bellissima stagione, Lentini che non scherza pure. È una provincia comoda, tranquilla, che ti dà veramente delle belle soddisfazioni. Possiamo dire che quest'anno è cresciuto comunque rispetto agli altri anni, da non scordare il Carlentini, che è una bella realtà, e la Leonzio che ha fatto bene, può fare ancora meglio, il Siracusa che è riuscito a salvarsi. Possiamo dire di essere soddisfatti comunque. E siamo contenti perché, come al solito, l'Ajax in prima fila. Sì, sicuramente. Perfetto, consegniamo a questo punto anche a Tocco la targa di presenza qui all'interno dei Penalty Awards. Grazie Delfo, grazie. Abbiamo conosciuto dunque il nome del miglior giocatore del campionato di prima categoria, adesso è il momento di conoscere il nome dell'allenatore che vince la stagione quest'anno ai Penalty Awards, ed invito qui sul palco i seguenti allenatori: Samuele Costanzo del Palagonia, Giacomo Parisi del Valdinisi e Gaspare Violante del Città di Comiso. Salve. Tre allenatori vincenti, tra l'altro il Comiso con l'accoppiata praticamente, hanno vinto pure la Coppa Sicilia, il Valdinisi che quest'anno ha sbalordito tutti con un campionato stratosferico, solo una sconfitta, e la conferma di Samuele che dopo il miracolo Sporting Eubea, un altro miracolo a Palagonia, che finalmente, insomma, riassapora il calcio che conta. E per aprire la busta e conoscere il nome dell'allenatore che vince quest'anno l'edizione dei Penalty Awards, invito qui un nome importante del calcio dilettantistico siciliano, Renato Marletta. Ciao Renato. Allora, Renato Marletta, per 25 anni presidente dell'Ajax di Catania, adesso toccherà a te, insomma, conoscere insieme a noi e svelare il nome di colui che vince la categoria miglior allenatore, che è sempre una figura importantissima e tu lo sai meglio di tutti. Certamente sì, anche perché dico, sono tre baldi giovani, tra cui un mio ex calciatore, tra virgolette. È pieno di ex giocatori quando va a fare questi eventi. Con 50 anni di calcio qualcosa ancora si ricorda di me. Assolutamente. Consegniamo la busta, grazie. Vuoi baciare Federica? Baciala prima. Beh, non si sa mai. Allora, attenzione, sveliamo il nome. Miglior allenatore del campionato di prima categoria. Miglior allenatore 18-19, Giacomo Parisi. Valdinisi. Complimenti ragazzi, complimenti, baci e abbracci. Consegniamo a Giacomo Parisi a questo punto la targa. Complimenti, facciamo un applauso, grazie. La battuta la facciamo subito con Giacomo.
Giacomo, ho detto bene, quest'anno il Valdinisi ha spiazzato piacevolmente un po' tutti. Nessuno poteva mai immaginare questa stagione stratosferica, tra l'altro con l'Atletico Messina che fino all'ultimo non ha mollato, però poi alla fine è stato costretto insomma, a dare via libera alla vostra stagione vincente. Sì, abbiamo fatto una grande stagione programmata, stagione vissuta. Faccio un ringraziamento a chi ha creduto in me, al presidente Mario Manoti che ci ha dato la forza per vincere questo campionato. Direi che sin dall'inizio abbiamo dominato e senza tanti problemi. Abbiamo fatto tanti sacrifici, ringrazio il mio gruppo, ringrazio i miei ragazzi, ringrazio i miei dirigenti, ringrazio i miei collaboratori che mi danno una mano a portare avanti un progetto importante. È un progetto che probabilmente avrà un seguito, assolutamente, così sono sicuro avrà un seguito anche la stagione del Palagonia, dove chissà se ancora sarai lì, perché poi insomma è scattato il calciomercato, tutti ti vogliono, chissà se rimani a Palagonia. No, intanto ringrazio per l'invito, per la nomination a tutti quanti, questo è il secondo anno, cioè 2 in 4 anni e comunque fa piacere. Questo premio, questa nomination la ringrazio tutti i ragazzi perché i veri attori sono loro, noi possiamo mettere qualcosa che abbiamo dentro, ma quelli che scendono in campo sono loro, nel bene o nel male. E la tua esperienza è tantissima, quindi sicuramente avrai dato qualcosa anche tu ai ragazzi, così come hai dato sicuramente tu tantissimo a questo gruppo di Comiso che un po' inaspettatamente, ma siamo contenti che insomma sia avvenuto, avete fatto una bellissima accoppiata, una Coppa Sicilia, ma soprattutto lo spareggio vincente contro quasi i cugini di Chiaramonte. È stato un anno bellissimo, una doppietta non è facile farla tutti gli anni. Merito un ringraziamento alla società che mi ha dato il compito di allenare il Comiso Calcio, sappiamo che piazza è Comiso. Soprattutto ringrazio i ragazzi per avermi fatto divertire quest'anno, perché l'ho detto, non capita sempre di vincere, non è mai facile. Non è mai facile e quando uno poi ci si diverte pure ancora meglio. Grazie ragazzi, complimenti ancora, complimenti a tutti voi, riposatevi. Ciao ragazzi, ciao Samuele. Ciao caro. Vieni qui perché anche per te abbiamo il premio Eccellenza Siciliana che ti consegna Federica, ma hai già baciato Federica, quindi non devi assolutamente ripetere il tutto, oppure devi ripeterlo. Beh, la ribaci dopo, dai. Senti, stagione intensissima, hai seguito penalty, sappiamo benissimo che sei un amico di penalty, questo calcio dilettantistico più visibilità ha e più ci si diverte, tutti insieme. Sì, anche perché da qualche minuto è arrivato il presidente Lopresti, per cui lui è lo specchio di quello che è il nostro calcio dilettantistico, che speriamo migliori di giorno in giorno. Giusto, e noi ce lo auguriamo. Grazie a Renato Marletta, grazie ancora, amico di Penalty e dei Penalty Awards. E adesso il momento di conoscere il nome del dirigente che vince la categoria quale miglior dirigente del campionato appunto di prima categoria, ed invito qui sul palco 3 personaggi che hanno rappresentato il fulcro delle loro società, quelli che hanno messo passione e dico sempre anche quelli che ci hanno messo pure i soldi. Invito qui Giovanni Barberi, presidente della Stefanese, Gaspare Bonsignore, presidente dell'Unitas Sciacca ed infine Giovanni Gatto, presidente del Chiaramonte Calcio. Buonasera presidente, eccoli qui, la Stefanese e poi abbiamo anche il Chiaramonte. Allora, abbiamo un altro grande personaggio dell'Ajax per svelare il nome del vincente ed invito qui sul palco il delegato nazionale dell'Ajax, Roberto Bellomo. Ciao Roberto. Ciao. Allora, la domanda te la faccio dopo, perché adesso sono curioso, perché questo del ruolo del dirigente, tu lo sai meglio di me, è importantissimo. Se non insomma vivessero loro il calcio come insomma abbiamo pensato di viverlo noi, non ci sarebbero stati questi personaggi e questi risultati. Tocca a te a questo punto svelare il nome. E allora, prima categoria, miglior dirigente 2018-2019, Gaspare Bonsignore.
Oh, dell'Unitas Sciacca, complimenti Presidente. La consegniamo subito questa targa al Presidente dell'Unitas Sciacca che finalmente siamo strafelici è ritornato. E attenzione a questo Sciacca perché insomma è una realtà talmente forte che è impensabile che la prossima stagione faccia un campionato di promozione tanto per farlo. Dico bene, Presidente? La nostra è stata una cavalcata straordinaria, siamo riusciti a vincere il campionato, siamo partiti forte subito, siamo rimasti primi e fino alla fine, ma la cosa sulla quale noi siamo veramente più contenti è aver riportato il calcio a Sciacca dopo un anno di chiusura totale. C'era lo stadio chiuso, non c'era più la squadra, abbiamo ricoinvolto tutte le persone, tutti quelli che hanno fatto calcio a Sciacca, li abbiamo stretti attorno a noi e soprattutto il pubblico, e siamo riusciti finalmente a riportare la squadra nel calcio che conta. Ci impegneremo tanto il prossimo anno per cercare di far arrivare Sciacca nei posti che merita. Grazie. E se lo dice il Presidente dobbiamo crederci, no? Allora, Presidente, invece stefanese che ha una realtà bellissima, Santo Stefano di Camastra, che è un paesino meraviglioso, lei ha tante altre realtà che insomma finanzia e progetta, però la stefanese con questo risultato probabilmente diventa un po' la sua società di riferimento. Santo Stefano di Camastra che vi ha aiutato oppure è soltanto lei che personalmente insomma vive la squadra? Il tifo c'è, esiste, vi dà un sostegno? Sì, il tifo ci dà un grosso sostegno, da quest'anno si è formato pure il gruppo Ultra che da qualche anno non c'era più. Volevo sottolineare che questo successo se è avvenuto anche tramite playoff, vale doppio o addirittura triplo perché ho rilevato una squadra che non c'era più, non ci doveva essere più, infatti quando è iniziata la preparazione al primo allenamento eravamo in 5. Dopo a dicembre abbiamo preso qualche rinforzo e siamo arrivati secondi nel campionato e abbiamo vinto i playoff. E questa è la più bella soddisfazione perché poi vincere tramite i playoff è ancora più straordinario. Mentre invece è anche bello vivere questa realtà della provincia di Ragusa che ha un momento positivo, no? Città di Comiso, Ragusa, Chiaramonte che per la prima volta insomma la prossima stagione disputerà il campionato di promozione. Atmosfera bellissima, so che siete un gruppo veramente molto molto unito. Sì, quest'anno diciamo che Chiaramonte ha vissuto una bella situazione perché per il primo anno partecipa nella storia del calcio a Chiaramonte, farà il campionato di promozione. Siamo tutti contenti naturalmente, la città è vicina, l'amministrazione pure, quindi ci prepariamo per affrontare la prossima stagione nel migliore dei modi. E non sarà facile perché abbiamo tutti detto che il campionato di promozione è sempre molto difficile. Grazie, in bocca al lupo per la prossima stagione allora. Grazie Presidente, complimenti ancora e ci saluti Sciacca. Roberto Bellomo, delegato nazionale dell'AIAC, il ruolo dell'allenatore che diventa sempre basilare, l'associazione che cresce anno dopo anno, a dimostrazione che la professionalità con i tecnici super preparati poi arriva e arrivano anche probabilmente delle soddisfazioni. Sì, diciamo che c'è una classe di allenatori che sta crescendo, cresce, comunque segue, ci sono degli aggiornamenti, c'è molta partecipazione. Ci sono allenatori anche che nei dilettanti oramai sono organizzatissimi perché c'è uno staff dietro di loro, c'è un preparatore portiere, c'è un preparatore atletico e quindi al di là della categoria però le cose si fanno per migliorarsi sempre. Quindi questa cosa porta a degli sviluppi, a degli allenatori potrei dire vincenti o in ogni caso chi si organizza riesce sempre a far bene. E sicuramente arriveranno anche altre soddisfazioni. Colgo subito l'occasione per consegnarti anche a te il premio della tua partecipazione all'ennesima edizione dei Penalty Awards. Grazie tante, grazie a Roberto Bellomo, delegato nazionale AIAC. Abbiamo già consegnato il premio speciale dedicato alla carriera e adesso ho il piacere di presentare il premio dedicato ad un uomo che si è particolarmente distinto nel mondo dello sport. Su tutti, chiaramente un evento che lui organizza ormai da parecchi anni, che è l'Oscar del calcio siciliano, ma con una risonanza nazionale notevole.
tra l'altro è stato anche presidente della delegazione FIGC di Ragusa. Ho il piacere di consegnare tra qualche istante a lui il premio Un uomo dello sport. Lui è Claudio Lamattina. Ciao Claudio, ben trovato, ben trovato. Noi siamo piccolini rispetto al tuo premio che è ormai diventato di risonanza nazionale e ogni anno regala emozioni e valorizza ancora di più il territorio siciliano. Beh, intanto buonasera e grazie per il premio. E ogni realtà che si organizza è importante perché mette il riflettore sul sistema, soprattutto sul calcio dilettantistico, sul calcio di periferia, che è il motore, quello che trascina in effetti l'entusiasmo, perché nei professionisti l'entusiasmo, quando poi ci si arriva, o si perde perché l'esborso di denari è tanto e poi va a finire come Vittoria, che abbiamo toccato il cielo con le mani in G1. Quell'anno noi eravamo la terza realtà siciliana del calcio Trinacria, della Trinacria, e poi i cancelli del comunale si sono chiusi definitivamente. Chiudendo il sogno anche di un'intera provincia. Ma sì, perché Vittoria insieme a Ragusa siamo stati sempre le due realtà che hanno tenuto un po' testa, poi c'è stato anche realtà come Scicli, Comiso, però adesso siamo in piena crisi e soprattutto la mia città questa crisi la sorbisce e soprattutto la accusa nel mondo dello sport. Poi se a questo ci aggiungiamo pure che le amministrazioni sono lontane, diventa ancora più difficile. Sì, diventa ancora più difficile il calcio perché bisognerebbe rimettere in moto tutte le strutture che ahimè in molte realtà, se sono aperte, sono quasi fatiscenti, e quindi poi se non si trova il dirigente che mette mano al portafoglio pure per adeguare Ho l'impressione che quello però è un calcio che non esiste più, un presidente che tira fuori il proprio portafoglio. Ma sai, io ti posso dire, se a Lentini c'è la Lega Pro e se si gioca a Lentini è perché si è trovato Isole Felici, la fortuna, sì, Isole Felici, di trovare un tifoso che si entusiasma e porta lustro alla propria città e alla propria realtà. Bene, allora io adesso richiamo di nuovo il nostro amico assessore allo sport perché sarà lui a consegnare il premio Un uomo per lo sport a Claudio Lamattina, l'assessore Dante Ferrari, in rappresentanza del comune. Conosceva Claudio Lamattina? Assessore allo sport del comune di Enna. Lo consegniamo all'assessore e sarà lui stesso in persona a consegnarlo a Claudio Lamattina. Un premio dedicato a un uomo per lo sport e vi assicuro che Claudio, che conosco da tanto tempo, è veramente un uomo che insomma ha vissuto e continua a vivere per lo sport a 360 gradi, non soltanto dal punto di vista tecnico ma anche e soprattutto dal punto di vista organizzativo. Dobbiamo consegnare anche il dolce famoso per ricordare la realtà siciliana anche al nostro amico, anche se chiaramente sei un siciliano, insomma conosci bene i dolciumi siciliani. Consegniamo anche all'assessore la targa di partecipazione al nostro evento, lo facciamo qui subito, la nostra Federica, grazie assessore, la coinvolgerò ancora comunque, va bene? È importante che ci sia un uomo che a 360 gradi lavora unicamente per lo sport. Grazie. Grazie per l'impegno che lei profonda, per il messaggio che trasmette a tutto il mondo dello sport. Grazie. Io volevo ringraziare lei, la città di Enna, che ha avuto così l'intuizione di accettare la proposta dell'organizzazione ad ospitare questo premio, perché sono belle realtà e quindi è bello farle. Continuate ancora così. Saluto gli amici presenti, il presidente Lopresti su tutto, l'amico Franco Anastasi e tutti gli altri. Sicuramente che nel mondo del calcio ognuno di noi abbiamo dato, possiamo o continueremo a dare
buon proseguo di serata. Grazie Claudio, grazie Assessore, a dopo, grazie Claudio ancora.